Un docufilm racconta i Veneti antichi, questo è il primo di una collezione. Federica Riva. Rivive sul set l'epica vittoria delle truppe patavine contro l'invasione spartana del 302 a.C. Le riprese nell'area di Punta Sabbioni, trasformata in un autentico campo di battaglia con oltre 100 comparse tra attori, figuranti e stuntman. È l'ultima scena del docufilm I Veneti antichi cavalcando il mito, girata in questi giorni a Cavallino Treporti con un obiettivo: raccontare la storia dei Veneti dal mito alla romanizzazione. Come? Con la forma di un docufilm pieno di immagini di ricostruzioni storiche, scene molto dinamiche, azione e combattimento. Il film si inserisce tra le iniziative comunali dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, prima tappa di un progetto più ampio. L'idea è quella di creare una collezione dei popoli preromani d'Italia. Tanti docufilm che raccontano la storia d'Italia prima di Roma.